Comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buongiorno, voglio a Forza Napoli. Dopo 3 giorni dell'amichevole, oggi tenevo voglia e ho fatto il video. Però prima di incominciare questo video, vi voglio far vedere un altro video, preciso, tra virgolette, perché stanno molti ignoranti e incominciano a insultare, però vanno in docesso, lo sapete. Questo video che vedrete è ironico al massimo, quindi guardatelo, dura pochissimo. L'ho postato su Instagram, che vi invito, pure i rubendini, tutto quanto, tanto non vi blocca là non mi metto in docesso, solo se proprio in casi estremi. Però seguitemi su Instagram, basta che mettete Domi-basso Forza Napoli sempre, una cosa del genere. Ma ricordo manco come mi figurate. Comunque mettete con domenica può essere che esce su Instagram. Si mettete con domenica, poi non lo so. Comunque, se vi fa piacere seguitemi. Vi ripeto, guardate questo video ironico al massimo e dopo ne parliamo. Calma ragazzi, calma, non discutete, ma fatta alla oi, scirata. Non è un chiagno, la prossima volta fa l'uomo completo, non fa mezzo. Avete visto? Questa è l'ironia. Però se vogliamo fare persone serie, voi sapete che io a Lorenzo Insigne non nutro simpatia personalmente, non nutro. Però qua adesso si ferma e Domenico Copone capite pure quando dà ragione a Insigne. Allora, Payet è un uomo proprio munnezza, parliamoci chiaro. Io sinceramente non lo so, vi sono sincero perché non voglio fare nemmeno l'ipocrita e il perbenista. Diciamo che Insigne la vogliamo valutare che ha fatto bene a non reagire? Ha fatto bene. Ma io non so se stavo al suo posto e avrei preso quel papagna, lo schiaffatone esagerato, se non avrei reagito. Sinceramente no, io penso che avrei reagito. Io se mi sarei trovato al suo posto, io di sicuro non cauce nei blin blin ce l'avesse rata. Perché poi ovviamente io il video ironico che avete visto, se tu fai l'uomo in sé, la fa completa. Se chi ti ha dato schiaffo, tu come minimo a castrare, lo devi castrare. Hai fatto bene. Io parlo di me, io è distinto perché a me o ti avvicini alla faccia che vuoi con quell'aria minacciosa, oppure mi sfiori solo con un dito. Si coprono gli occhi come il toro, vede rosso e parte. Questo sono io. Io personalmente avrei reagito. Lui ha fatto benissimo a non reagire. È stato, diciamo, fermo. Posso pensare che ha tenuto paura? Non lo so. Però è stato fermo. Questo va ai complimenti come professionalità. Io sinceramente avrei dato veramente una punizione a sto Payet. Prima lo avrei espulso subito, l'arbitro è inutile che si mette per il me, l'avrei espulso. Quale ammonizione? E gli chiamo chi lo papagno, chi lo schiaffatone. Tu niente di meno che fai, lo ammonisci. E poi i francesi, i marsigliesi, volesse capire, ma avevano capito che era un'amichevole sta partita. Io non lo, secondo me no. Ma certo che brucia proprio deretana quando si perde, non ci stevano a perdere. Il Napoli è stato ben messo in campo. Mi è piaciuto molto la prestazione di Elmas, nuovo acquisto, personalità. Ha recuperato decine e decine di palloni,
mantiene la posizione, Tena Cazzim, Elmas Fabio Ruiz a centrocampo, io li vedo un amore, diamogli tempo ovviamente. Al ragazzo però l'ho visto che si vuole mettere in gioco, questo sarà un altro tipo Fabio Ruiz che lo criticavano quando è arrivato, io no, che lo criticavano, anche se quando è arrivato Elmas non ho fatto la presentazione, ma perché mo in questo momento ve l'ho detto, poco c'ho voglia, vedete il video di Marsiglia Napoli, vinto da Napoli 1-0, è arrivato dopo 3 giorni. Quello del Liverpool non è arrivato proprio, figurati, non è arrivato proprio. Diciamo che questo video è arrivato pure per dire questo fatto di Insigne, che Insigne ha fatto bene a non reagire. Io vi ho detto la mia, senza nascondermi nel perbenismo, io sinceramente avrei reagito. Di sicuro sbagliavo, però io avrei reagito. Lui è stato molto fermo e professionale a non reagire. Quindi invito a non vi soffermare solo sull'ironia del video. Proseguite e vedete un po' io come la penso di questo. Per me andava espulso, è una buona punizione, almeno 2-3 giornate di amichevoli, no, pure che non amichevoli, 2-3, perché è veramente vergognoso e non qualificabile far vedere una cosa del genere a un ragazzo, a un bambino. Per carità, probabile pure che Insigne gli avrà detto in inglese qualcosa, ma chi è francese o l'inglese non capisce. Quindi, caro Lorenzo Insigne, ti voglio bene, fino a un certo punto, ti voglio bene, però non ti imparare solo l'inglese, che so che stai imparando tu, tua moglie e i tuoi figlioletti. Ma imparate pure il francese, chi è probabile che tu hai una parola in inglese, lui è francese, non capisci e ti ha dato il lupo pagne. Ma però, no, ci ridiamo su, ok, ma certo che ci ha chiamato, che cazzo, il lupo pagne. Boom, 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 boom. Secondo me sta ancora guardando le farfalline. Mannaggia. Comunque è un bel Napoli, ben messo in campo, mi sono piaciuti tutti. Primo tempo mano lassa, ovviamente la difesa, Koulibaly sta ancora in ferie. Secondo tempo ha cambiato tutti, perciò alla fine sti amichevoli non mi dicono niente. A me già incominciamo a fare video dopo la partita, come sempre, quando inizia il campionato. Quando inizia il campionato, pronti, partenza e via. Questo è James Rodriguez. Mi ricordate quel video? Io vi dico sempre ricordate quel video, molti stanno dicendo ma quello non viene, ricordate quel video. I giornalisti dicono un sacco di cavolate, è stato un poco zitto, dicono un sacco di cavolate, però che diamo, se la dovrei dire io una cavolata, c'era la guerra? No. Io vi dico che ricordatevi quel video, punto, e basta. Perché James per me, io sto ancora adesso e vi ripeto che James Rodriguez è un calciatore no, punto, e basta. Poi per carità ve l'ho detto, si sentono tante cavolate che dicono, addirittura, perché io ho sempre detto il male del Napoli, la società sportiva calcio, sono pure questi giornalai di munnezze, parliamoci chiaro, addirittura Calcio Napoli 24, io seguo la pagina là, ma come si fa a fare un titolo? I giocatori del Napoli lo stanno allontanando, vai ad aprire
era Milik perché vuole l'aumento e i giocatori del Napoli adesso lo stanno allontanando. Ma perché destabilizzate l'ambiente? Perché? Perché voi siete il marcio della nostra città, voi siete il marcio della nostra... Non può finire stronzate, dicete non può finire magari questa cosa. Io sul calciomercato ormai, perché ho veramente i blimbloni, no i i blimbloni pieni, vedete che non ne parlo solo a ufficialità, tipo come Manolas, ho fatto l'ufficialità di Elmas, però comunque mo dico è ufficiale, lo sapete chi gioca con Napoli, no? Quindi, niente raga, per me il male di questa città, di queste, sono proprio sti giornalai che non sanno come fare notizie, oppure per un click scrivono un sacco di cavolate. Voi mi andate a scrivere che i giocatori del Napoli lo stanno mettendo da parte, ma che razza di notizie e umore mettete nella squadra? Ma mi dite a me? Boh. Comunque rimane sempre il fatto che io l'ho sempre detto, ma a parte gli scherzi, ma noi siamo, è vero che col bilancio, ma noi siamo una società che più di tanto non potremmo mai crescere, mai, perché c'è sempre uno solo, che è a capo di tutto, sempre uno. È lui che fa dirigente, è lui che fa massaggia blin blin, è lui che fa tutte cose, lui vuole fare l'allenatore, fa tutto lui. Io l'ho sempre detto e lo ripeto, perché io ho una coerenza. Una grande società, ognuno deve fare il suo ruolo, punto. Si siedono a tavolino tutti, col presidente in carica, allora, vicino al direttore sportivo, tu c'hai un budget massimo, faccio un esempio, di 50 milioni, poi non venire da me, veditela tu. Ok, allora lui sa che fino a 50 milioni per dire può spendere. Non è ti piace, dai prima a due capi, a 2 chilati, ma che sta a fabbrica. Per carità, è vero che le società sportive sono aziende, è anche vero, perché comunque fruttano soldi, però ogni società che si rispetta è una società seria, ognuno ha il suo ruolo, specialmente nel calcio. Fino a un certo punto deve mettere bocca il presidente, perché il presidente deve mettere bocca all'inizio, seduto a un tavolino, dici tu fai questo, tu che sei direttore sportivo scegli i calciatori, c'ha un tetto, non venire da me, fino a questo tetto ha il mio via libera, in eventuale che si va oltre allora vieni da me. Ma qua stiamo parlando che pure un giocatore di 10 milioni, pure un giocatore da 12, 13, ma siamo a mai. Quindi come possiamo crescere? Questo è il discorso. Vabbè, ve la chiudo qua, raga. Buona giornata, chi è in vacanza, buone vacanze, un bacione, aiuto. Sempre e solo Forza Napoli, perché tutto resta in monezza e si chiude. Ecco Pippo Puti che fa. Ciao, aiuto, Forza Napoli. Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.